Allora, che cosa, e dopo sentiamo anche i giovani naturalmente, che cosa voi vi aspettereste, cosa che vorreste che non è stato fatto, cosa è necessario, perché poi ogni anno, anzi ogni 6 mesi cambia tutto a livello dell'economia, ci sono proiezioni nuove, cioè è tutto in corsa, per cui ovviamente le vostre aspettative di oggi non sono quelle di 5 anni fa. Noi vogliamo che la regione nuova faccia un piano strategico che mette in risalto 3 assi. Uno, il turismo. Il turismo allargato, nel senso che ormai i dati lo dicono, il CISE di Venezia ce lo dice da 20 anni, il turista spende 100, di queste 100, 20-25 euro vanno nel sistema ricettivo, tutto il resto va fuori, va nella ristorazione, nello shopping, nei musei. Noi non possiamo continuare a concepire il turismo solo come posti letto, dobbiamo concepire il turismo come un sistema integrato di servizi che riempiono l'esperienza del turista. Oggi la legislazione che abbiamo questo non lo prevede. Oggi le risorse messe a disposizione per la crescita e l'innovazione del turismo soddisfano solo un segmento del turismo, invece il turismo deve essere visto in un concetto allargato. Poi crediamo nel commercio nei centri storici. Bisogna investire in questo commercio, ma un commercio che non è solo l'occupazione dei locali sfitti, è anche la modernizzazione, è anche un nuovo rapporto col cliente, è anche non un conflitto ma una collaborazione con quello che si chiama commercio, con e-commerce, con online. Cioè bisogna anche qui in un senso allargato pensare che in un centro storico c'è cultura, c'è animazione, c'è intrattenimento, c'è shopping, c'è ristorazione, c'è anche ricettività. Terza chiave di volta è l'innovazione. Oggi noi abbiamo una legge in Veneto che dà il 95% dei soldi per l'innovazione all'industria e il 5% agli altri settori. Mi pare uno squilibrio per le cose che ho detto un attimo fa, ma anche perché il terziario efficiente è il simbolo di un'economia che funziona. In America il terziario funziona benissimo, è il leader dell'economia del paese e mi pare che gli Stati Uniti siano mediamente 5-10 anni più avanti di noi dell'Europa. Ecco, in altri paesi questo non succede, in Italia non succede e si vede. E poi tutta una serie di altre cose. Quindi queste sono i fondamentali. Poi fondamentale, la burocrazia. Noi dobbiamo cambiare la burocrazia di questo paese. Con il rispetto... Però lì forse parte più che dalla regione, a monte, dallo Stato. No, diciamo anche qui, perché i percorsi di carriera, le modalità di assunzione diciamo, della politica amministrativa regionale sono quelle delle altre regioni, sono quelle dello Stato. Cioè ci sono delle grandissime professionalità che rimangono per troppi anni attaccate alla stessa sedia. Non va bene. Quindi rotazione, quello che oggi si parla in questi giorni per evitare poi esattamente, mobilità e professionalità. Fanno già la formazione, bisogna fare, ma poi anche altre cose, legalità e sicurezza, un fisco locale leggero. Mi pare di averlo detto 15 giorni fa, in 15 anni il fisco nazionale è aumentato del 50%, il fisco locale del 300%. Questo è pericolosissimo perché se Roma magari, e il governo Renzi si può vantare, non lo può ancora dire, ma si vantasse un domani di aver ridotto le tasse, magari lo facesse, poi non vorremmo che il territorio ricompensasse questa riduzione aumentando enormemente i propri servizi. Questo fa male alle imprese, fa male ai lavoratori, fa male ai cittadini. E poi una serie di altre cose di corollario, che anche la formazione, che devono creare le condizioni perché un turismo moderno, un commercio di centro urbano, anche con la grande distribuzione moderno, e un'innovazione trasversale facciano ripartire l'economia di questa regione. Questo è quello che sostanzialmente voi vi aspettate, poi vedremo anche come lo andrete a coniugare a seconda delle situazioni. Per i giovani che cosa sono aspetti importanti? Perché poi voi siete il futuro sostanzialmente, quindi... Certo, allora per quanto riguarda i giovani, io sono un motoviaggiatore, per cui mi piace muovermi per quanto riguarda anche l'Europa, e ho sempre avuto come modello di riferimento il fatto che quando mi muovo in qualche zona fuori Italia non ho come riferimento un'unica città, ma una certa zona che nel caso in questione potremmo identificare come Veneto. Il fatto di creare un
una qualche forma di turismo condiviso in tutta quella che potrebbe essere la nostra regione, potrebbe avere dei riscontri importanti per quanto riguarda la chiamata dei turisti che vengano da fuori. Invece noto con un po' di dispiacere che si fa sempre molta fatica a cercare di coordinare qualsiasi tentativo di iniziativa che possa avere questo spirito. Ognuno guarda il suo, guarda il piccolo, e abbiamo sempre fatto molta fatica a cercare appunto di promuoverci. È inutile, cioè è utilissimo promuoversi come singola città, però se ci promuovessimo più come regione avremmo dei vantaggi per tutti. Lo sto vedendo per quanto riguarda Expo di Milano, dove il tentativo di chiamare persone qui a Padova, che siamo strategicamente molto ben posizionati, perché abbiamo Venezia vicinissima, Padova in particolare potrebbe essere un punto di ritrovo interessante, molto vicino a Milano, le 2 ore di viaggio scarse non sono un problema. Abbiamo le Dolomiti, siamo vicini a Bologna, a Firenze, insomma abbiamo tutta una serie di caratteristiche per cui possiamo essere appetibili. L'altra cosa che vedo, che ho recentemente scoperto... Ma quindi qui si punterebbe sulla città di Padova anziché su... cioè non ho capito come... No, allora secondo me lo scopo delle iniziative devono essere quelli di promuovere la regione Veneto. Poi noi particolarmente come città Padova abbiamo un bacino per quanto riguarda i posti letto di Abano e Montegrotto, che è ovviamente molto grande. Siamo strategicamente ben posizionati. Però allora qui si ritorna sul particolare, perché è chiaro che uno viene a Padova come sede, ma poi si muove per quanto riguarda tutta la regione, però la promozione non deve essere fatta dalla singola città, deve essere fatta a livello generale. Ecco, su questo posso chiarire una cosa. Venezia è una meta mondiale del turismo, potrebbe anche non promuoversi, perché veramente io credo che un abitante del globo, il 90% lo dicevo da qualche parte degli abitanti del globo vorrebbero venire in Italia e la gran parte di questi vorrebbero fare un assalto a Venezia. Il problema è che noi dobbiamo promuovere, magari usando anche tra virgolette Venezia, l'intero territorio del Veneto. Allora per fare questo dobbiamo avere dei prodotti vendibili. Oggi ancora non li abbiamo delle eccellenze. La Cappella di Giotto è una cosa strepitosa, però devo attorniare a questa Cappella di Giotto una serie di esperienze collaterali, andare a ritrovare Galileo al Bo', andare a mangiare da qualche parte, vedere un museo, andare a vedere le colline. Ecco, devo creare dei pacchetti esperienziali che possano portare l'intero territorio come diciamo una destinazione da visitare, magari near Venice, assolutamente, però dobbiamo anche uscire, perché altrimenti anche la Frecciabianca, che è una metropolitana leggera per fortuna, fa a Milano Santa Lucia. Poi a Padova bisogna che si fermino, allora devono trovare delle motivazioni. Ma mi pare che stiano cominciando a lavorare bene, c'è una DMO e forse anche un'organizzazione che deve organizzare l'Incami, che finalmente sta mettendo insieme i pezzi, perché il turismo è un prodotto composito, fatto da tanti soggetti diversi, bisogna metterli insieme, perché alla fine il consumatore vede il prodotto nella sua interezza, però questa interezza è fatta da tante persone diverse che spesso sono conflittuali tra di loro. Allora la cosa funziona se è un'armonia, se è un'orchestra che funziona. Certo ci vuole un direttore d'orchestra. Anche questo è un altro aspetto. Quindi questo è uno. E le altre cose invece che per voi sono importanti? Beh, dal punto di vista imprenditoriale ho visto un notevole movimento per quanto riguarda le possibilità che hanno i giovani per creare delle nuove aziende, cosiddette start-up, che però abbiano un significato profondo per quanto riguarda l'innovazione. Non apro un bar e ho fatto una start-up ovviamente, se apro un bar nel quale mi sono inventato qualche scemenza che però porta innovazione, magari dal punto di vista o esperienziale appunto, quindi qualcosa di particolarmente incisivo, buono, nuovo. Oppure, un piccolo aneddoto, ho letto recentemente di un locale a Londra dove al posto del sale e limone che si usa nella tequila usano una batteria da 9 volte, quella con cui si tocca la lingua, e ora per carità io non lo proverei, però sicuramente è qualcosa di creativo. Stupire, bisogna stupire, esatto, bisogna stupire sia dal punto di vista dell'arredamento, sia dal punto di vista della qualità del prodotto consumato, sia dell'innovazione di quello. Ormai noi mangiamo fuori casa 90% delle volte, 80% delle volte, molte persone tutti i giorni, non ci stupiamo più di molto. Però è vero, e lei ha detto io giro tanto l'Europa eccetera in Europa, ma anche andando fuori dall'Europa a me piace girare, e io quando vado fuori mi stupisco.
Cioè vedo tanti e dico, ma guarda che bravi, cioè entri in un locale, che può essere banalissimo, tra virgolette, scusi il termine banale, ma non è per banalizzare, però normale bar, Sì. e c'è qualcosa che, soprattutto in Europa, sono anche, che ti stupisce, dici, ma guarda che carino, ma perché non importa? E dico, mannaggia, mi viene anche il nervoso, come ha detto lei, è nervoso, dico, ma perché loro hanno questa idea in più, hanno questa verve creativa, innovativa, che da noi arriva sempre dopo, quando non lo è più tale, perché poi, per carità, perde il senso. E da noi entri nel bar, niente di particolare, tutto normale, tutto un po' sottotono. Credo che Nel sud, per esempio, faccio un esempio perché mi ha colpito, ci sono delle cittadine della Puglia, eccetera, dove hanno saputo stupire, perché mettendo in un angolino del centro le poltroncine, i cuscini per terra, hanno creato quegli angoli alternativi che però piacciono tantissimo, che peraltro, vabbè, ho trovato anche a Trieste, non per tornare, ma perché mi viene in mente. Cioè sono stati bravi, sempre giovani, per carità, tutta gente che ha girato, perché Sì, dopo certo. parli con loro, mi piace chiacchierare, dicono perché io sono stato in Turchia, a Istanbul, mi è piaciuto tanto sta cosa qua, un altro ti dice a Marrakesh ho portato questo, pezzi di mondo che te li porti a casa, ma perché qui da noi no? Padova proprio zero. Allora, abbiamo due Non dico difficoltà. perché no, Abbiamo mi due sembra. difficoltà secondo me principali. Uno che è un po' la mentalità e la necessità di avere all'interno dei nostri locali tutto, dalla A alla Z, quando invece i locali che colpiscono di più magari sono più specializzati su una, due o tre cose e quindi lo fanno solo quello, ma lo fanno in maniera specifica e dettagliata. L'altro problema è che abbiamo a che fare con un pacchetto legislativo piuttosto pesante, per cui torniamo quindi su quanto diceva per cui muoversi Marina. fuori dagli schemi, mettere dei cuscini per terra fuori, non so quanto sia fattibile senza incorrere in qualche forma di sanzione. Quindi qua è una stupidaggine, però come diceva Edison Maria, cercare di intervenire voi nel cercare di avere un'apertura maggiore in una legislazione che diventa limitativa Io non voglio essere ripetitivo, però mi metto nei panni di uno di loro. Per 6 mesi, cioè un imprenditore vive se fa guadagno, Certo, giusto? beh, Bene. Per 6 mesi loro devono procurare il guadagno per lo Stato. Sì, sì, E allora no, l'assillo infatti, più grande è quello. Poi devono pensare a mantenere i dipendenti, giustamente, perché è la loro forza, e quando hanno il tempo di pensare a essere creativi, E allora torniamo che aveva innovativi. ragione il nostro telespettatore che ci ha scritto e ci ha detto ma io tempo di questa creatività non ce l'ho. Ecco, ma questo perché stiamo sbagliando un sistema. È un sistema. Allora, La forse politica questa- dovrebbe creare, non deve fare chissà che, deve creare le condizioni perché loro si liberi. Non possiamo dire che l'italiano non è creativo. No, Non no, possiamo ma dire che infatti, l'italiano non ha ma quello è il fantasia. discorso. Non possiamo Dobbiamo- dire che dobbiamo dare il l'italiano, tempo. soprattutto del centro-sud, è più ottuso del tedesco. Perché il tedesco è un caterpillar come natura, chapeau, però non ha la verve, la fantasia, l'effervescenza. Non stupisce il tedesco. Certo. L'italiano quindi- dovrebbe stupire più facilmente se lo lasciano libero di agire. E allora anche questa è una richiesta, noi siamo arrivati al termine, il tempo vola. Io però, siccome con voi, già lo possiamo preannunciare martedì sera Sì. dalle 21 alle 23, faremo un approfondimento su quante aspettative avete, su che cosa c'è bisogno di fare per fare questo passaggio, quindi un po' il titolo adesso vuole essere una provocazione per poi poterlo approfondire anche con altri ospiti in studio. Lo anticipiamo, lo continueremo, intanto io ringrazio i nostri telespettatori, ringrazio voi di Grazie essere a voi. venuti, Grazie a voi. buon lavoro, buon proseguimento e noi ci vediamo domani, grazie. Grazie.